Ecco! Buonasera, che piacere, che vero gusto d'arrivare a casa vostra con un altro filo italiano. Mi sono Edgar Locatelli Marostica, ecco, mi sono mestre della cultura, mi ho guadagnato il Festival de Abusia di Nova Brescia, mi piace gran tanto da parlare, è il nostro italiano, la nostra vera e madre lingua, quella che abbiamo imparato e portata in dote dei nostri avi, dei nostri nonni, della mamma, dal papà, dei nostri trinuni e dei nostri migranti. La nostra lingua, quella che noi altri parliamo, che abbiamo imparato intanto se ciucce a piccare su paitete della mamma, proprio così, e la abbiamo qua viva, sana come mai, ecco, così sì.
Che piacere, che vero gusto di essere a Montauri e Valtrin di sapere cosa che succede quando questa piccola città che si parla tanto e tanto bene è il nostro italiano. Lui è presente del giorno a giorno della convivenza di tutte quante le persone. Giusto cosita, live in commemorazione ai 35 anni di emancipazione politico-amministrativa di Montauri, Rio Grande do Sul. È una piccola città che era fiola di Guaporé e fiola di Serafina, distretto di Serafina, e che in cui che 35 anni che è municipio. Nostro sindaco è Jairo Roso, vice sindaco Cacildo Possa, che mi ha aiutato gran tanto, la Natalia, la Marta, segreteria, vero che mi ha aiutato, la Renata che dopo è qua con noi anche ella. Sonate dei gaiteri, ecco, che abbiamo ben che visto. Chi è bravi, sta qua con noi, gavaremo Iago Covatifero, anche lui che viene qua da nascente, piccolino con 12 anni. Abbiamo intervistato il nonno Piero e la nonna Moreschi, ecco qua della comunità. Il nonno Piero mi ha detto così un momento, mi aiuta a far sulla chiesa. Veramente, ho 90 anni dopo di sapere chi è questa bella persona che parla tanto bene, ecco, e ha detto mi aiuta a fare la fondamenta di accesa, che bella parola, il fondamento di accesa, ecco, abbiamo la famiglia De Villa, anche il casal De Villa, abbiamo anche intervistato la prima vereadora di Montauri, la maestra della commissione emancipazionista, abbiamo Peterson Possa, la Iara Covati Ferro, una piccinina che ha parlato in italiano col nonno nel sir. Abbiamo tante cose belle per mostrare a altri cosa succede di questo piccolo paesello di Montauri. Va bene? In nome di Adilnet, provvedore di accesso a internet in tecnologia fibra ottica, in nome di Migi Plus che fa ragione per tutte quante le bestie belle e sane, ragione pronta, balanceata, equilibrata, tutto quanto vero, che non ti spendi soldi e che fa rendere. Agado iso postos artesianos che fa il buso, installa, fa tutta la parte di legalizzazione, monitoramento, trattamento, agado iso, postos artesianos di Garibaldi, salumeria Tebaldi, salami ossocoi e qua di casca, roba buona proprio al gusto di quei salami che il nonno fece una volta, pian alimentos che si prodotti per can, gatti e pesci, ecco, da mangiare per i tuoi cagnetti di stimazione e gatti. Vivero somacalde farropiglia, tante mude in grande quantità, mude de qualità. Miriam alimentos, condimentos, temperos, chás, sais, brigadeiro, doces de fruta, doces de leite e de lá avanti. La Cooperlate che è una comprativa de Serafina Correa che aiuta tanto il nostro tagliante i proietti culturali. Aquafest, linha completa di igiene e limpeza, aromas que eternizam afetos. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe proprio, abastecedora casquense, posto do Décio, aberto 24 ore lì, butta via la chave, loja de conveniência, café da mattina delle 6, a loja de conveniência sera sol alle 11 e il posto è sempre aberto. Solar Power, energia solar fotovoltaica, 9910-1600 IZ di Guaporé, código 54, è sol digitarti internet, tutti i nostri patrocinatori che te cati fura meglio informazione. De máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, máquinas e equipamentos, tudo aquilo que vai picar para o trator, desde pulverizadores, máquina e carretoni, l'ecola de máquinas e Algor, de Nova Prata, 3242-1333. Vitalmag aparelhos terapêuticos, ecco, bem, mas avemos patrocinadores de qua, de Montauri, Pet Flake, uma das maiores empresas do sul do país, para reciclar plásticos, transformando o que poluiria o meio ambiente em matéria-prima, gerando emprego e renda. Pet Flake é exemplo. Então você também pode salvar o planeta reciclando e colocando o lixo no seu devido lugar. Covat Climatização, venda, instalação, higienização e assistência técnica, dimensionamento térmico, técnico, né? E pré-instalação em obras, ou SIA.
deixa tudo pronto antes, gasta muito menos. É só entrar em contato no 549-9983-2643, atende toda a região. È un grande tecnico, conosce tutto e parte anche elettrica, vero? Vero di lei? Un saluto a te e a tutti gli altri. TR Investimentos, vero? Tiago Roso credo che sia, vero? TR. Representante HS Consórcios, HS da Renata Fan. Imóveis, reformas, veículos, motos, máquinas agrícolas, caminhões e de lá avanti na infinità de investimenti che te vuol fare. Ecco, 984-330711, por falar com Edinho. Ai, bicho velho, cosita assim. Gavemo Industrial Balbinot, quer dizer, de Didio e da sua família, estruturas metálicas, faz pavilhone completo e tutto quanto, e mano de obra specializzata e capricciosi, conosce tutto. Saluto a Reunil e tutta quanta a sua família, come anche implementos agrícolas. 3319-1135, va bem? Ma mi vuoi chiamare dentro adesso i nostri compagni di programma, che è sempre con altri. Venye, passerento. Buonasera, Brutti! Buonasera! Eita, bicho velho, I tre uomini più bei del mondo. Il Brasile del mondo, sì. certo, buonasera. State bene, buona Brutin? Io Ti sto che bene, mangi io là? sto bene. Valti, stiamo bene, tutti Valti là. Aspetta. Stiu bem, Valdi là? Stiamo bene? Aspetta, vai, vediamo. Un, Tutti due, insieme, vai. Stiu bem, sì o Stiamo no? bene? Adesso sì, Stasera siamo fatti che la platea guarda. fa mais ou menos 2.500 persone. Ma Ecco. torno 3.000. 2502. Mica E contai. due, contai mal, mica sta fuori. Milo, Mica Ma contai- também in casa non era stato Lo nessuno. contai il piego dividido per due. Ah, sì, Sì, per allora che ha cada dato numero. giusto. Sì, Ha dato proprio. giusto, Te sei buono di matematica. che rido, Caratissimo. Giusiel, la mia è la 8. Ah, 8? Vai Continua, là. allora, buonasera a tutti quanti, qui che devo guardare, qui che devo ascoltare sulla radio, e Valti che se devo guardare l'aspetto che compartigliare per passare avanti per i vostri amici. Ora così facciamo il filo tutti insieme e sempre più grande, più che siamo, più presto femo. Una buonasera a tutti e sono commosso per essere qua a Montauri dopo 40 anni che lavorare qua a Montauri e conoscere gente, di ormai ne sta tanti che bel che andai per quella banda, ma che ne ancora gente qua che bel che parla con diversi. E allora un goi a tutti. Opa! Che ne tanti che dai che la... E ma la che mi de Montaurigo tanto belle ricordazioni. Mica aveva sì qua a Montaurina. E chi che non si ricorda di Gerumin Nardi, Mi quando che si era piccolo Montauri, Gerumin Nardi. Era tipo come la referenza. Sì. Era il cacique di qua a Montauri, Gerumin Nardi. Aveva un camion in mente. E i Galaxy. E c'è un Galaxy finché la sfenia. Con la sfenia buttata via c'è appena Mettere su la idea auti, sai che è di più di 100 auti in acquion qua a Montauri. Ecco. Montauri è il municipio che ha di più auti vecchi del mondo. Ma che dite chi è? Auti vecchi modo di dire. Un auto vecchio di qui là che compri un 0 chilometro e non qualche autino. No, allora sì, per non dire vecchi antichi. Antichi E qua di là dell'Elde, no, sì. Come? Del tempo di Noè, allora. Differenza di che? Del vecchio e antico. Vecchio perché le vecchio, antico le usato. No. È contrario. Sì, è usato. Ah, allora ti che niente di vede con gli auti di Quelli che la volta è garita. No, gli auti si sono vecchi di anno, ma poco dopo parai. E mi sono tanto da operare, garita, io sono molto travagliato, cara. E te gas. Quando noi siamo venuti qua, no, anzi siamo lo che qua, centro di evento. Centro di evento, sì. Centro di evento. Allora, si casa, cosa che succede?
Allora, Se andavano via per la siamo rua. saisti miei bruttini qua in pianettino. Come due guardia cagnetti, qua Cioè, con le gambe. Vediamo un casale che viene Ma incontro così. ascolti la intenzione che lo aveva, vai. Mezzo gordetto, la donnetta un poco più magra, un gordetto come amico, sì, te guidi, Un eh. gordetto, Cioè, e viene, mica godita bruttino. Dove che resta la chiesa qua? Cioè, lui ha dato una pensata, così, si è dato una localizzata, perché l'era mezzo perso anche lui, sapeva mica che l'era. La chiesa, gli ha levantato su, grita lei lassù, se sarà via qua così. La chiesa, grita lei lassù. Poi mi guida bene qua. Era Balbinotti e questa donna era una Vanni. Cattà un balbinolo, ha fatto una Ma cioè. catta un Ma po'. lui puro, cioè, ha detto la chiesa che ha fatto lassù. Mi dico, ma la rente a bodega? Non ho le bodeghe per qua che sei E che avanti che vi cattà bodega facile. Allora hai capito che due, una di sotto là e una di sopra. E tu hai visto? Adesso ha detto che viene qua dopo contare con altri. Allora sì, Vito, allora sì. E le belle senti una donna contare frottole. Sì, sì, va bene. Chi che conta la prima? Ti? Vai una, subito. Dai, sguelto. Abbiamo poco tempo. Approfitti che si qua che stasera facciamo su poche volte qua. Approfittiamo il tempo. Josiel. Josiel, come José è il nostro tecnico, sempre con noi altri, no? No, è buono, José, neanche mi proprio. No, che solita si Cioè, allora c'è una casana amorosa e si chiama marità. Ma so che lui era un uomo, cioè, che aveva tanti soldi. Ok. Lui che aveva creazione. Oveglie. Conici. Ovveli no, piegore. Piegore, ta. E anche aveva cavalli. Cavalli egue anche, non solo Sì, cavalli. Puro sangue. Cioè, e allora lui che aveva mia forse dire il riproduttore. Quando che entra in una piegora, veniva del vicino. Il vicino piegoro, un becco. il piego del becco, lo menea là. Allora, settimana drio, una egua. Ora, Vai, te scegli, o te il baguaglio, Baguaglio. con l'altro vicino. Un altro vicino. Come che abbiamo fatto nel sito? Vai. E ciò là va una vacca allora, in baruglio. Dove adesso con l'altro vicino che ha un bel toro là, cioè, 3 vicini. Ma lui era marito, era 15 di che si era marito e niente di... non rollava non nada. voleva niente. Ecco. E la ciamma che Ma signor benedetto, piantosi quei bampe e lui lì. niente di stintempo per morsare dopo. E la pensavo parlare con la mamma. Mi ha detto, mamma, mi sono stufa. Ho detto, che? Mi ha detto, lui 15 di e non mi ha gatto ancora, non mi ha fatto Madonna niente. benedetta. Ma fama di mettere su una blusetta ben degottata e una saietta corta. Baby E doll. Baby doll. quando che arriva a casa ti vai per sola, ma il si muove mia. Cioè, ma Pimpian Pimpian che storia qua. Che? È la mia, proprio come sono io No, pensato. no, è buono. Buon. Cioè, vai, cioè il ghesela, la femmina là in baruglio, che dice, la meno te qua il vicino. Buona Maria. Adesso dai una a te, Bene, Paura di Bon, la mia se... Sì, una volta allora che c'era un cristiano, che c'era una città piccinina sulla Santa Catarina, Formosa. A Formosa. A Formosa. E allora allora la Formosa che è capitato un cristiano di fuori appena passato il quartel, un galan.
Tipo brutinho, così. Tá? Ma signor, ben metesto, cioè. Appena, Brutinho é ascolta, galão appena de droga. tornata del quartel, là io, no? Pura massa, cavei ben a parade, bel toso giovane, cioè. E le donne che cominciano con gli occhi in cima. Arati. Ciò che ha passato 3 giorni, il prete è l'altra accesa di fare i suoi affari, arriva dentro una donna che ha detto, prete, mi vorrei confessarmi, mi vuoi confessarmi, mi tocca confessarmi. Ma che ha concesso che, sapi che mi sono una donna pura, innocente, mica ho mai fatto niente, mai da Dio mi amo, ma mi bisogna che te conto. Ma che ha successo che, ma che visto un cristiano nuovo qua, un cristianetto che guai, e mi ho fatto il peccato. Ma signore, il prete che ha detto, allora fa così, vieni qua. Vai, sentiti là davanti e prega in denocione là davanti a Gesù Cristo, là Madonna tal, e prega un rosario e paga 100 conti. Ma 100 conti? Caro, foi pesado. Ma da penitência. il prete che aveva di riformare a Chiesa, allora quanto de pi peccati, de pi cobrea. De pi multa. Fora statosa, rento un'altra dosa, che ha detto prete, mi vuoi confessarmi subito? Che ha detto, magari che adesso un coi qua? È che se così, colà, che avevo visto un toso giovane qua, mi ho guardato, se mi gono in corta, che ho fatto il peccato. Il prete ha detto, va là, prega un rosario e paga 100 conti. Però là una stanza, lui il prete va fuori a porta il guarda e dice, mi hanno altre 3 là. Ti fila. Per confessarsi? Confessarsi. E lui aveva la chiesa da riformare e ha detto, ho avuto sapere una cosa qua. Chiama dentro, cosa ha avuto? Mi prete che ho fatto, mi so bene che cosa che ha fatto. Prega un rosario e paga 200 conti. E ha aumentato anche che l'altro 200. Confessare un 10, 15, la bocca di notte così, là, e ha detto, sono stufo, ma anche 2600 a Catana muccia dei soldi, te quella viene rento un toso strano, lo guarda così, c'ho ben postato, ben vestito, gli ha detto, vuto confessarti anche a te? No, ha detto, mi guidai che donne che se veniste qua e ti ha detto che le gambe hanno fatto un sbaglio con un toso giovane di fuori, sì, ha detto, perché sei tu? Sì, sono me. E allora ha avuto che? Vuto confessarti? No, ha detto, sono venuto qua per spartire i soldi. E il prete che ha detto, ma come spartire i soldi? Bon, ha detto, ti che te sei? E era di Formosa, no? Sì. Ha detto, o te mi passi me di soldi, perché sennò di mattina vado a Chilombo. Ecco, caro mio. Ti te neanche tipo l'esse per dopo? Dopo. Un'altra pegata che veniamo. Con l'esse per dopo. Bon, allora mi veasso, ecco, che va di ciapè a strada lì. Noi dovessi che abbiamo una bottega. Andiamo a ecco, guarda che se mia... Adesso dobbiamo imparare a strada, né? Imparare a strada. Bene, va bene. Ora andiamo, mi chiamo su... Può essere per qua? Sì. Mi chiamo sui convidati di stasera, prefetto Jairo Roso, a Renata Vagliati e a Natalia Pagnussat. Venite dentro qua, che stasera noi dobbiamo parlare un po' di sopra Montauri, una piccola città qua che si parla tanto italiano, che è presente, non solo la lingua italiana, ma tutto altro che fa parte dell'arte e della cultura dell'italiano. Natalia, buonasera. Tutto a posto? Sì, microfono qua, puoi sentarti banda di là. Buonasera Renata, col microfono qua. Ecco. Jairo, vieni dentro. Come stai? Tutto a posto, sì. Ecco, passi lì, senteve. Adesso che mi hai dato buonasera, vi domando che insieme dobbiamo assistere al video, un video documentario, o è un video istituzionale, vero? Che è tanto bello, mi piace sto gran tanto, e che in pochi minuti noi andiamo a vedere cosa che succede qua a Montauri, ecco, e dopo l'ora torniamo per parlare solo a questo. Può essere prefetto? Ecco, Josiel, metti su questo video per altri vedere casa, vai! Montauri comemorou seus 35 anos de emancipação político-administrativa em 2023. Mas sabemos que a história dessa comunidade começou muito antes. Foi no início dos anos 1900 que os primeiros imigrantes chegaram e começaram a trilhar os caminhos que nos trazem até esse momento. Uma história sempre contada a partir dos desbravadores da região, onde relatos foram passados dos pais para os filhos, e assim de geração em geração, a história se guarda na memória do povo montauriense.
Uma comunidade que construiu seus alicerces em torno da fé de suas pessoas, do suor de seus agricultores e dos empreendedores que acreditaram no desenvolvimento que estava iniciando na linha 15, José Bonifácio, ainda quando era apenas um pequeno povoado. Em 1926 recebemos a denominação de Montauri, em homenagem ao Dr. José Montauri de Aguiar Leitão, e em 1936 o povoado foi elevado à categoria de Distrito de Montauri, ainda pertencente a Guaporé. E em 1988, o grande momento da emancipação que teve à sua frente uma comissão e o apoio da população dizendo sim, para transformar o distrito em município. E com isso, ser independente para concretizar a pujança de seu povo em prol de um caminho de progresso. Em 1952 nascia o Grupo Escolar Montauri, que posteriormente passou a ser Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Alexandre de Gusmão. E em 2004 foi inaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Borges de Medeiros, a qual possui destaque na educação com nota 7.1, na última avaliação do Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro IDEB. Já em 2012, a Escola Municipal de Educação Infantil Piccoli Bambini passou a atender as crianças do município. Apesar de não possuir hospital, Montauri também se destaca na unidade de saúde, onde possibilita atendimento dos mais diversos profissionais da saúde, tendo inclusive plantão à noite nos finais de semana, para assim proporcionar a todos os munícipes acesso ágil nos atendimentos. A economia de Montauri tem como base a agricultura e pecuária e está desenvolvendo cada vez mais seu comércio e sua indústria, com destaque à reciclagem e transformação de plásticos, mas se estabelecendo em diversas outras áreas. A infraestrutura do município está em constante desenvolvimento com obras que fazem a diferença na vida dos cidadãos montaurienses, melhorando a qualidade de vida, proporcionando mais condições para o seu crescimento e permitindo um fácil acesso aos municípios vizinhos e comunidades do interior. Dentre as diversas obras do município, podemos destacar algumas. A colocação das galerias de concreto na rua Demétrio Ribeiro, onde foram instaladas 501 galerias para melhoramento da drenagem pluvial. Em nosso Parque Municipal de Eventos também foram realizadas várias obras de revitalização. A mais recente foi a construção de uma área coberta de 435,96 metros quadrados e de uma cancha de bochas. Estão sendo instaladas câmeras de vídeo monitoramento em toda a cidade, com interligação com a Brigada Militar para melhorar a segurança. Outra obra muito reivindicada pela população foi a rótula da rua Via Cadorna em frente à Prefeitura Municipal, que está em fase final e será inaugurada dentro do mês de maio. Montauri, nos últimos anos, também investiu em pavimentação asfáltica. Foram realizadas 3,6 quilômetros com a divisa do município de Vila Maria. Em parceria com o governo do estado, foram realizados mais de 850 metros que ligam a Nova Alvorada e foi pavimentado o acesso ao Santuário Nossa Senhora da Juventude. E finalizada a segunda etapa do ginásio na linha 12 Nossa Senhora das Graças. Também não podemos deixar de destacar a pavimentação asfáltica da RS 447, que liga o município de Montauri a Serafina Correia. Uma conquista esperada por toda a comunidade montauriense, que está saindo do papel. Somos abençoados por viver em uma região de natureza tão rica e diversa, com riachos,
cascatas, montanhas e matas que criam paisagens de tirar o fôlego. Nossas belezas naturais encantam os visitantes e são orgulho para quem vive aqui. A cultura e memória de nosso povo são guardadas através de construções e marcos, que estão sempre abertos a serem visitados por quem vem conhecer o município e ao seu povo. Montauri, neste ano, completou seus 35 anos de emancipação. Mais de um século de história, com trabalho árduo e desenvolvimento constante pelas mãos do nosso povo, de nossa comunidade. E o que se vê na Alvorada é um esplandecer de um futuro ainda mais brilhante que segue o lema: trabalhar, desenvolver, construir Montauri. Montauri, aqui se vive melhor. Che spettacolo, che meraviglia, no? Ecco qua a Montauri. Mi pensai che Montauri avesse di più gente qua di star, sono stato ben sorpreso. Allora, piacere da essere qua a Montauri, Jairo, Renata e Natalia, con tanta allegria ad essere qua. Mica conosco Montauri desde quando sono nascesto, magari sono giovenetto ancora, no? Ecco, non sta a guardarmi attraversati. Ecco, allora andiamo a parlare solo a Montauri, un pochettino solo a Montauri. Quanti mila abitanti che Nelo? Buonasera, Marostica, Marinho. Conheceste qui il Brutin? Ah, ma perché mia conoscesto chi... tanta roba, no, né? Ma lei è un parceiraço. Dico due parceri, due compagni lì che non tem tempo feio, mi è vero? Ecco, va bene. Saludar tutti che ti assistite attraverso la live qua. Nell'ultimo censo, di 1500 persone del nostro municipio. Então, siamo piccinini, ma siamo valenti, né? Siamo forti. Oh, adesso che 1500 persone, catastrano. Mais ou menos quanti italiani? 1499? Vale 20, vale 20. Che predomina è italiani, vero? Descendência di origine italiana, né? Já siamo stati riconosciuti un paio di anni in Rio, acho che 10-12 anni, che era la cidade più italiana del Brasile, né? Então, per quello che... Tanti italiani qua, né? Tanti italiani. E se parla bene italiano qua tanto? Ah, se parla sì, ma potrebbe essere anche un po' di più. Potrebbe essere anche un po' di più. Ma logo più avanti qua proviamo a istituire la lingua italiana a scuola, dai pianeta andiamo avanti. Ecco, abbiamo tante domande da fare, ma Renata, parlando in te italiano, buonasera. Buonasera, allora perché che sono venuta qua in camicia stanotte, perché il Marostica mi ha convidato, siamo colleghi della scuola d'italiano e facciamo scuola d'italiano insieme a Marinho e Marostica, allora calcolate che si studia, però è fega idea. Buon. Ma delle volte anche viene fuori anche studi, sì. Abbiamo la grammatica dell'italiano, ho portato questa sera per mostrarvi. E dire che l'italiano è una lingua ufficiale in tanti municipi qua attorno. Montauri credo che anche va a essere ufficializzata. Abbiamo bello che domandare al prefetto Jairo. E dire che dopo si fa anche tante robe, trio italiano, si può portare avanti la lingua, portare avanti la scritta, che se no la lingua la si perde, né? È vero, proprio così. Natalia, buonasera. Buonasera a tutti quanti, è una grazia essere qua insieme a voi. Le mi intacca, allora dammi qua che lo intacchiamo. Sì, oh, calma che... L'era in Pia allora. Sì, Adesso vai con quella. Allora sì. buonasera a tutti quanti, è una grazia essere qua insieme. Siamo proprio Dio da che fuori, né? Andiamo a fare la lingua italiana con Montauri, perché bisogna che si perde mia, né? Che la va avanti, che i nostri tosatei impari, che parli anche di più. Tanti lo sa, e anche io parlo a casa con suo nonni, con suo padre, ma realmente che non vuol di più, né? Che la venga a essere più ufficializzata, entrare in perché nella pratica la parliamo, porém non è
ufficializzata até até a gramática, né? Ora, Natalia, mi osserva e parlo e credo che sia importante parlare. Quanto c'è i municipi, i paesi e che gade più italiano, mi vedo che come l'è presente diariamente, è come la salute, non si dà tanto valore quando si ha, è naturale che è tanto lì, capito? Allora vuoi dire qua pubblicamente che sono contento per avermi ricevuto qua, prefetto, di stare di accordo con me, ho parlato con Renata prima, la mi ha detto guarda, mi guida di sì, e allora di portare avanti l'italiano, essere conosciuti in te a live e ringraziare anche la Camera dei Vereadori, di tutti i vereadori che si devono vedere là per andare d'accordo anche a loro, vero? E allora mi vedo che è importante che Valti si deve dare un esempio, che chissà quanti municipi, non so neanche come dire quanti, che si devono vedermi e che dice, ma perché che tutti i municipi lì, italiani, devono tirarsi e il nostro no? Ecco, allora vi ringrazio, ecco, vi do i complimenti per questa iniziativa, di venire a favore, che tante volte si pensa, ma in Montauri, come fa? Allora Jairo, che 4 amministrazioni tu è? Sì, 4 amministrazioni. Adesso, a parte che facciamo adesso così, chi che sa che la gente è lì e cosa che fa? Jairo, te lavori con che? Anche te lavori in colonia? Allora parla un pochettino di te. Prefetto è la mia professione, mi sono colono, bisogna dire la verità. Ecco. Ma finale, con la missione lì del prefetto, ora mi tocca andare avanti, finale, tutti i segretari, i viceprefetto, anche tutti che aiutano. Ma voltando un po' indietro lì che insisti tanto, d'altri un paio di anni indietro, e insisti a Marostica per venire a fare una live e istituire l'italiano. Allora adesso dobbiamo fare di tutto, per poter istituire isso, o italiano, e também levare avanti tutto il programma, infine divulgare, alimentare la cultura italiana. È importante le mantenere il costume anche, Sì. degli italiani, che tante cose si perdono. Ieri l'altro che abbiamo fatto a finale delle bocce, è un segnale che il municipio le deve alimentare la cultura e le bocce stiani, i nonni, mi fa il pare, il sabato e domenica viveva a giocare nelle bocce, il sabato e domenica. Sì. E allora adesso il terzo campionato, diciamo così, in memoria per mantenere la cultura, e che c'è tanta gente giovane che gioca adesso, la gente si vede il campionato, quindi è una cosa buona. Proprio. Allora, Gerino, devo parlare solo, qua vi presente, tanto forte vedo la lingua, i giughi, vero? E l'artesanato, e il filo. Quando mi era di venire in tutto il paese, mi ho visto che c'è una casa grande qua, che c'è un albergo, vero? Sì o no? C'è una casa antica di legno, a Posada, vero? Ecco, così. Natalia, ti domando, ti lavori con che? Sei formata in che? Fai a Secretaria di Cultura e che? sono maestra da Maestra? scuola, fa scuola. E adesso sono segretaria di aiutare adesso a gestão qua. Ora lavoreremo in te scuola, siamo là in mezzo a te, i professori, là tutti i dì, E grazie a Dio siamo na scuola, abbiamo buoni indici, a livello nazionale del paese, mas sempre temos que melhorar, Tocca sempre essere meglio, da corregedrio, Per quella buschiamo sempre cose nuove che traga, che fanno le tosatei, che si stimola, che va avanti, che cresce, che apprende, Ma allora siamo quelli di fare adesso. A educação è forte, tosatei tutti in scuola. Sì, grazie a Dio. Tutti spettacolo. têm condições. Temos o transporte escolar, que vem na coisa interior, quatro cidade também. Grazie a Dio che só que família que essere buoni, dare fora, tendere i fioi, oportunizar, Mas uma realidade que temos que nos favorece, Fa meglio, cosita, Que sempre tudo vai sempre meglio, le meglio. Enfim, grazie a Dio. Vai che brusa. Vai che brusa, buona questa. Renata, ti che sei maestra anche adesso, collega di scuola dell'italiano, guardati, noi altri parliamo, credo che parliamo bene l'italiano, ma stesso si modrio andare a scuola. Dopo andiamo a parlare sopra il lanciamento
del nuovo lessico, del dizionario che va a essere vendere giorno 2. Cosita. Renata, che te vivi qua, cosa che è rilevante, che fa differenza, che fa differenza di essere di stare qua a Montauri? Il vivere Montauri, le persone quali vengono o quelle che sono state create qua, le sa da qualità di vita, del benestare. Tutti ha salute, tutti ha scuola, tutti ha come andare ai posti e c'è tanta gente che se volta a venire qua a stare per quella, perché tutti si conoscono, è un posto che non ha tanto problema con violenza, e allora è bello di stare qua. E l'italiano, il sa tanto parlare sì qua nel paese, ma bisogna riscattarlo perché se lo perde a scritta. Il problema dell'italiano è a scritta. Anche a me sono andata a fare scuola di italiano la Cucagna per quella, perché parlare se lo parla, capire se lo capisce, ma allora scriverlo. Scrivere, te ragione. Per quella sono andata a studiare l'italiano. E abbiamo tanto ancora a imparare, ma vuol dirselo che quei che ha a vivenza impara bene, impara facile. E allora chissà che più avanti anche a Montauri può avere un po' di più di queste manifestazioni. E dire che c'è tanta letteratura, c'è tanta gente che scrive in italiano. Neanche non si sa, non si conosce tutti, ma adesso che siamo di studiare, ho conosciuto canzoni, poesie, libri, c'è tante letterature scritte in italiano, tanta gente che pesquisa e che scrive. C'è tanti del buono. Quanto di più te impari, di più te vedi che te sai poco niente. È più o meno così. Natalia, abbiamo la radio di qua, di trasmettere la nostra live via le reti sociali e anche che gente a casa di ascoltarmi. Sì, vero. Sì, a Radio Montauriense, agradecer, Ringraziamo loro. Ringraziamo a tutti che le Dio che trasmette anche a loro, chissà che le persone possono assistere, grazie a Dio Dio far bene. Prefetto, 4 mandati, è vero? 4 mandati. Questo è il quarto. Economia, è forte qua da parlare. Siamo di fare l'asfalto, no? Che liga Serafina, che liga Montauri a Serafina e tanto asfalto. Ma no, devo parlare adesso dell'asfalto. Solo economia, qua, che gera renda di che di più qua? Agricoltura è il pilare del municipio, intorno del 70% da renda è d'agricoltura, del settore primario. Leite, ave, suino, milho, soja, trigo. Mas o comércio também tem a sua participação, mas a indústria um pouco mais. Somos fortes na indústria, principalmente na questão da reciclagem de PET. Maravilha. Le persone qua lavorano tanto? E lavora, opa, e che manca mão de obra anche. Guarda che buona notizia. Se parla tipo assim, há 10, 15 anni in Rio, i municipi, a gioventù, ele saía, andava para estudar, andava fora. E de tempo em qua, tipo uns 10 anos em qua, ele deu mudar aquela situação ali. Tipo, ele deu voltar e estar qua porque o município, não só Montauri, mas ele deu dar condições, tipo de transporte, de haver transporte andar direto, tipo Casca, da Università, Marau, Passo Fundo. E allora, con l'offerta di impiego, e gioventù resta qua, che è buono, che il municipio lì cresce giustamente perché nell'offerta di impiego e dà condizioni non solo del trasporto, ma che abbiamo la salute, Sì. principalmente in destaque in numero di colpi, Opa. E anche l'educazione, state destaque muitas vezes, Che meraviglia, complimenti a Valtteri, l'impegno vostro, vero? Spettacolo. Buon, abbiamo tanti assunti da parlare.
Perché parlare di giovani star qua, noi avevamo una intervista con Peterson, che lei possa, vero? Fiol de Casildo, del vice sindaco, Laura Telsicredi, che ha fatto un'intervista bellissima, parlando solo ai giovani di qua. E la cosa importantissima, dare condizioni di lavoro, dare qualità di vita, di avere orgoglio di essere, di stare nel municipio e investire qua. Mi osservare quel tanto lì, per quello che mi ha chiamato l'attenzione, che di là, di domandare a qualcuno fare quel tanto qua. Vuoi ringraziare i patrocinatori, dopo andiamo una sonada. Pet Flake, uma das maiores empresas do sul do país, em reciclagem de plásticos, transformando o que poluiria o meio ambiente em matéria-prima, gerando emprego e renda. Covate Climatização, venda, instalação, higienização e assistência técnica em toda a região. 9983-2643. TR Investimentos, representante HS Consórcio, imóveis, reformas, veículos, motos, máquinas agrícolas, caminhoni e de lá avante, na Infinità. Ecco, 98433-0711. E avemo anche Industrial Balbinot, estruturas metálicas, fa pavilhoni grandi, non è quanto misurare, lo rifà tutto quel che occorre, entrega chiave in mano, no 33 19 11 35. Ecco, cosita, mi va al bando di suonatori. Ah sì, mi domando, prefetto, imprestami il microfono qua, che mi va al bando i suonatori, che abbiamo 4 gaitieri qua nella scianta, e il Rapatel. Ah, quanto tempo che non parea che parola qua. Il Rapatel, Iago, Covati Ferro, gaitero, ecco, canta, suona, fa un bacà. Va bene, buonasera Tusi. Buonasera. Di nuovo, buonasera. Buonasera. Eita cosita sì, ciò. Avevamo una muccia di gente che mi guarda a casa, un mi scrive ciò, ma che bei gaiteri che avevi là, amor di Dio. Qua altri vede mia, ma qua di sora nanti qua che sei una gaita che ha uns 5 metri quadri qua, una gaita grande. Come siamo qua? Chi sei tu te? Ivanir Zatti. Zatti. Quanti anni ghetto? 70. 70 anni, 70. Ma sei giovanetto ancora, vero? Ormai siamo arrivati ben avanti. E italiano firme e forte. Puri italiani. Quando giochi carte sai qualche bestemmetta o no? E mi piace mia le carte, ma giochi la bola. La bola? La bola. Ah sì Ah, menti. Chi è questo qua? Valdecir Balbinotti, più conosciuto come il Cecci Balbinotti. Ah, il Cecci. Mi ho sentito diverse emissore di radio e televisione parlando di Cecci. Ma chi è lo che il Cecci là? Zitti l'ora. Guarda che figurazza che avevamo qua. E la gaita vecchia viene rossa fincho, Cecci? E allora, quanti anni hai tu, Cecci? 62. Ma tutti giovani qua, Giovani. Tutti giovanetti. Ancora sei. Parli tanto italiano qua? Parliamo tanto italiano. Giochi o che? Fino alla settimana, sabato e domenica giochi o che? Quattrilio. Quattrilio? Quattrilio. Opa, quattrilio è del fondamento, vero Marinho? Ah sì. Mie e Marinho, se ci abbiamo due quattrilio, se ne incordemo se 5 da mattina, i gai canta e i garfoni se vodi. Io no, siamo andati a San Vito là a Camargo una volta che ho dato una turma là a Mora e ti buttai insieme a birra poi dei deslizare così vai a casa che guardare che era piccolo insieme a te dei pura birra e salta via. Villa, vai o che? Vai, e ti anche. È il tuo nome completo? Renato de Villa, conosciuto più per Renatinho. Esatto, velho, tu è do tempo do Roberto Carlos? Isso. Bicho velho. Quanti anni ghetto? 65. Ma giovane anche te? Giovane, Ma gioca a bola ancora tutte settimane. Gioca a bola? E a gaita suona sempre o vez in quando? No, anche qua saremo quasi mai, lei è meio improvvisato stasera, la nostra turma qua, né? Ma è un filò un gusto, di vero? parceria, tipo, no? Ecco. È isso aí. E è buon di vivere qua a Montauri? Buon di vivere. Un municipio bello di vivere, gente buona. Tutti conosce tutti. Tutti conosce tutti. Adesso comincia a infiltrare un po' di gente strana, ma sì. è buono per crescere un po' anche. Ma chi anda te a linea quelli te a fuori? linea perché... Quelli che viene fuori bisogna che vai a te rumbo di quelli di Montauri. Isso aí, tocca ammassarli. Che loro sta qua, no? Che loro sta qua. Va bene, va bene. Ecco, qua abbiamo il capo, vero? Questo qua ha una faccia di boff, sì o no? Proprio quelle, Laudino Boff. Laudino Boff. Suoni a gaita desde quanti anni? Un per di anni, 20 anni più o meno. Poco più. E giochi carte, bocce che? Carte diretto, le carte.
Quanti anni Vuga avevo? Ma Sarfora le note con 73 di diesel. Oh, ma tutti giovani. Com'è che sei, Maria? Come che sei? A Sarfora le note con 73 con tal soli giorni. Soli dei dì. E di far 74. Brai, mega piacere. Mi staria qua 3 dì ridendo e contandosela, vero? Quale che femo un'italiana, Vila? Moretto? Moretto, so, bicho, velho. Allora, femo verde a gaita, gaiteiro. Vai lá. Moretto, Moretto, le un bel giovenetto che porta il cappello all'onga del mar. Moretto, Moretto, le un bel giovenetto porta il cappello all'onga del mar. Oh mamma, Giulio Moretto che porta il cappello all'onga del mar. Oh mamma, mi voglio Moretto, porta il cappello all'onga del mar. All'onga del mare la barca filava, Rosina chiamava, Moretto vien qua. All'onga del mare la barca filava, Rosina chiamava, Moretto vien qua. All'onga del mare la barca filava, Rosina chiamava, Moretto vien qua. All'onga del mare la barca filava, Rosina chiamava, Moretto vien qua. E quando il vien dentro se senta in carrega, Rosina lo prega che il beve caffè. E quando il vien dentro se senta in carrega, Rosina lo prega che il beve caffè. E quando il se butta un puldo lo becca, Rosina lo chieta che il dorme più bene. E quando il se butta un puldo lo becca, Rosina lo chieta che il dorme più bene. Grazie a tutti. Ma vabbè, adesso che si qua, prefetto, noi siamo stati a Natale a casa del nonno Piero Moreschi, vero? E della nonna Raquel Lodi Moreschi. E il nonno ha 92-93 anni, vero? Ecco. E lui ha detto, mi fa aiutare a fare la fondamenta della chiesa, ecco. E allora andiamo a vedere cosa che conta sopra del tempo che gas come si ha Montauri, vero Josiel? Metti su là un video col nonno Piero, vai là. Hay que tocar salir de là, perché Italia è il mio paese grande, no? E era tanta gente che cada mare, cada casale in finale.
aveva tanti fiumi e allora il paese era più o meno grande come Rio Grande do Sul, così. E allora io toccava venire per il Brasile e stai 40 giorni e 40 notti nel mare per venire qua in Brasile, che conforme che ne ha il vento, dea e voltea. Quando che moria qualche don, che il tempo là che era nel mare, dopo il mare io buttea. Poi arrivai qua nel Brasile e prime rose che ho fatto, ho piantato un po' di faroi. E dopo che arrivai ai Cafagnotti, ho limpato fuori tutto, che l'anno là ho soffrito a fame, che in volta distante a carità, che qualcuno che desse di mangiare. Se noi ho mangiato, Cafagnotti ho mangiato fuori tutto, limpai, fino a tacquare del matto in maniera. Mi sono assisto qua, e desde che sono assisto sempre stato qua. E andai a innamorarla, allora voleva anche maridarmi, no? Allora toccava domandare al vecchio e catalo casa a sera, che se feia filò a sera, si innamorene. Ed è stato un dì che toccava passare il Rio Vaporè. Andare in l'acqua era in cima al ponte e allora il cavallo aveva menato, ho fatto su le braghe e ho menato là e passai bene il Rio. Ma a volte la notte è scuro e il ghiaccio abbassare io e era a ponte con i varotti di Madeira e allora l'acqua battia sotto, saltea su alta. Chi che fa passare il cavallo? Mi ha toccato tornare in Rio e andare posare la casa sua Adela e allora è lunedì mattina, adesso vedo che mi arrivi e quando sono andato a inselare il cavallo scommissia domandare questo e quello e finale sono andato io accordi e lo voce a farmi il peggio e adesso siamo mariti, sono andati accordi e siamo maritati. Tutte strade del cavallo, di carretta, così, carrozza, tocché a macchine non era, tocché a fare valette con arado, e sappa, picconelle, tutta che cada moratore, che era una quantia di giornate fatte a strada. E tutto così tocché a rumarsi strada, menare Cascaio con la carrettina dove occorreva Cascaio. E abbiamo studiato poco, perché quando si andava la mattina a scuola, si arrivava a casa a mangiare di mercoledì e dopo a rossa lavorare per mantenersi, che era meglio poveretto anche a me pare, la famiglia era grande, toccava lavorare tanto. Di dono, abbiamo studiato poco noi della nostra vita, dopo era mia facile con i professori e mi toccava andare a Silva Giardini a scuola e andare a voltare a 9 chilometri a piedi o a cavallo, era dei cattivi anche che sempre qua a bacchetta in mano che il tempo là. Guai muoversi dentro a scuola, che la stroppa la cantea dopo la schiena. Io ho sempre in mente che se passava un avione, che il tempo là, e si era dentro in scuola. E allora che era 2 alunni a finestra che i guardava fuori così, e uno che ha fatto il segnale al suo amico aderente col Deo, e è andato in castigo, banda a strada, e allora era quel Deo là così, e qui che passava per la strada, e guardava lui la via là, non vedeva niente, ma perché che faceva il segnale dell'avione che era passato. Gli anni là.
Che andare distante qua per i medici. Perché a Guapore, o se no a casca, poveretti, poi i dottori là. E allora mia madre è morta là, all'ospedale a casca, sapendo neanche che malattia che aveva, è morta così. E tá lá! Che bella storia che ha il nonno, ma dopo il nonno torna qua a parte 2 parlando di accesa. Ecco, e belle storie, stories, né? Bellissime. Beh. Allora, primi anni qua a Montauri, credo che queste persone, prefetto, le ha fatto a sua parte, no? Le ha parlato del tempo che era le strade, che era trodi. È o non è, prefetto? I trodi che passava con i cavalli soli e a piedi. È o non è verdade? Sì, domenica passata sono andato a convidarlo per fare questa gravazione da live e mi ha detto così alla casa. Ha detto, non so se sono buon parlare, sono meglio fuori, ma mi ha contato un 10 frottole, immagina se fosse retto tutto. Allora. Ah, signor, se fosse rento, sì. Bene, abbiamo fatto un'intervista anche con Gigio De Villa e la Lourdes, la sua parona che è qua. Adesso andiamo a vedere che bella storia anche a loro. Allora, la prima storia di Piero, credo che sia una generazione prima, uma geração antes, né? E agora daí a história do casal De Villa é uma geração mais nova que também tem uma história bonita. Andiamo a vedere, vai là. Del tempo del Tosatai non era niente qua, poche cose che n'era qua a Montauri. Allora mi laureai insieme col pai, i nonni erano separati, era qua a Porè, e si laurea qua in Montauri, qua a Colonia qua. I boi e l'arado e la sappa, i piedi scalzi, freddo, senza roba da mettere su anche, si andava a scuola a piedi scalzi. E così, è stato medo triste il nostro tempo, perché adesso si dice che ne è poveretti. Vuol dire che non antes era più poveretti che anni là che qui che ne è adesso, perché adesso ne manca di mangiare che importa, e che ne dottori e là, tutti di assistenza, e non altri niente. A volte malati, buttare là intera e menetti agli ospedali quando era di morire, e anche se li menea, anche se non li menea neanche. Era difficile, perché loro andavano a fare col pai alla mai, desde piccinini, mi ho cominciato con le sculpe, con 9 anni col pai in Darta Rossa, sapar, e quell'altro stai a casa a attendere quell'altro piccinini, in altri 2 o 3 a te, perché se era in 10 fratelli, tutti c'è. E loro sapevano menare via Parossa, più tardi anche, perché sennò fai che, come mantenere tutti quell'altri. E un po' che stai a casa, e ma di 7-8 anni, fare la polenta anche a casa, fare il mangiare. Mangiare non era, perché da se si fa tutto di casa, né? Allora se aveva il formento, il paese, andiamo lì, fare pile di sacchi di farina per tutta l'anno, magari si streghe anche, dopo che buttare neanche via, né? Ma da lì si fa il riso, si piantea, si aveva i fasoi, si aveva succhi, mandioca, cosa da lavoro, né? Ma al finale tocca prodursi tutto, che adesso viene tutto da comprare, ma una volta che non era niente. La rosa era soffrito la rosa. Con la sappa, i boi, arado e foice. Che aveva su scarezoni quel foice, puccia con i boi, che aveva su scarezoni, e così da portare soja a brasso, si fa le pile, dicevano. Tocca caricare, sì, cavarla su a mano, impilarla, per dopo aspettare la macchina che la venisse per battere la soja. E anche il formento era così, da tutto impigliare su, perché non c'è la piova, né? Dopo aspettare le macchine che le arrivesse, quando che le fa tutta la linea che c'era in cima, in fondo, e quando c'era la linea 13, tira dentro. 2 mesi cominciai a portarle la rosa sotto le ombrie, e menarsele a Dio, metterle, non anche che avevamo solche, no, io solche una, cosetta, e metterla per cestone. Siamo stati criati, aveva 3 anni e la stai ancora per cestone la chiesa, il manto si andava a fare, si andava a fare i lavori, e la là sentava per cestone, e ma allora l'era soffrito perché
delle volte c'è da studiare che quasi le robe che parli anche, ma... Aê! Che spettacolo, che bel sentire queste persone che le parla bene italiano, che le hanno una bella storia, a colpi mezza trista, perché è così proprio, no? Siamo anni che non è come reclamare, no? Non è come lamentarsi, parola giusta, perché viviamo buoni tempi e mi credo che le generazioni le ha fatto con che in cui non anche si rivesse al punto che siamo adesso, no? Abbiamo tutto. Noi altri credo a nostra regione qua siamo privilegiati di essere un punto di un percentuale di persone, un piccolo percentuale di persone che ha casa propria, che mangia 3 volte al giorno, noi altri qua mangiamo 10 volte al giorno, che abbiamo dove studiare, che abbiamo salute, che abbiamo tutto, mi è vero, che abbiamo il mezzo di trasporto. Renata, ti che sì, maestra. Siori, giusto, siamo siori. Ecco. Manca niente. Grazie a Dio, no? A dire Marostica anche che le sorte, no? Perché noi siamo, oggi sono prefeito, diciamo così, sì. Ma le sorte delle emancipazioni del municipio, né? Oggi a coisa è differente. Se nós fosse emancipar, dependendo ancora, diciamo assim, do município, mas certas coisas era bem mais difícil, tipo a educação, a saúde, então in cui tocca da grazie a Dio che abbiamo le comune, né? Sì, italiano. Então, proprio. Quella è una cosa bella, né? Maraviglia, giusto. No, anche che abbiamo una sonata, vuoi complementare qualcosa? Tutto certo. Tutto certo, va bene. A Dilnet, provedore di accesso internet in tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa rassomma per tutte quante le bestie belle e sane, a H2O Postos Artesianos, ecco, abbiamo la Salumeria Tebaldi, Salami, o Socoia dell'Avanti, vuoi mandare un saluto a Merlo, là del Paraná e dirgli che il tuo video lo mettiamo su domenica che viene, giusto? Che abbiamo Pian Alimentos, la son parcan gatti e pesci, viveiro somacal de farro Piglia, che fa mude di vigne, di fruttari, di tutto quel che ti vuol piantare, Miriam Alimentos, Cooper Latte Aqua Fest, linea completa di igiene e limpeza, Vodka Raisca e abastecedora casquense Posto do Décio, giusto? Di Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, na empresa de Nova Prata, ecco, questi sono i nostri patrocinatori ufficiali, dopo parliamo di questi qua di Montauri. E dir che le nostre live delle domeniche che sempre sorteio dei regali, mancoi, ecco, non possiamo mia perché abbiamo mia tanto tempo, tocca andare come un vento, ringraziare a tutte le emissore, 32 emissore di radio che trasmette la nostra live, il nostro filo italiano. Mi va a banda Iago Covatti Ferro, oia là, corre mia il microfono, qua con me, Piccinini, camera tua se la 23, può essere? Buonasera. Buonasera Marostica. Mi sto bene, ti? Tutto a posto? Sì. Te parli in italiano? Parlo. Chi che de più parla in italiano a casa? Vedi che il nonno e la nonna perché... Lori parla tutto in italiano, tra di loro? Sì, anche quando che mi va là, parlo con me anche. Qua Iara anche parla in italiano tutto. E ti allora te parli italiano a casa, il pai anche parla italiano. E allora anche te canti in italiano, tutti ti conosci perché hai partecipato tante volte. E ti piace, si becca a presentare con gruppi importanti, sì o no? Sì. Con che gruppo una volta ti ho visto del palco, che era chi? Con os Monarcas. Con os Monarcas? Con os Bertussi. Bertussi. Ora ti vai a scuola di imparare a cantare e suonare? Te che hai cominciato a suonare a gaita con quanti anni? Vedi che con 6, 7. Te pensi neanche che eri vivo? Dio bambina, se aveva la gaita, era una gaita piccinina? Ah sì? Adesso te verdi questa qua che te fa fumo, che tu parecchia che suonata per quei casa. Abbiamo una muccia di gente di vedere mettosa a te, gente grande, nonni, e là pramosi per vedere Iago. Verdiamo a gaita? Verdiamo. Quando te vai là del nonno ti giuti, i lavori, gli affari, besti, così un po'. Ah, delle volte sì. Ma ti catti una persona che ha voglia di lavorare in colonia o no?
È proprio quando che ho voi allora. A voi alla viene a colpi a passa subito, vero? Scampa via subito. Ah, ma quando che dopo giocare, giusto. A te giuti? Oh, no, lì, oh. Fermo qua adesso. È il filò. E il filò. Vai. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. La zia contenta la dice al neodo, convine la mamma e viene bever brodo. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. Delante il filò se giuga l'amore, se giuga il quadriglio e se suona la viola. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. Intanto Chinoni i fa suo giughetto, i tosi la fora, i riscia un vasetto. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. E il filo le bon con la cantoria, scomisia bonore non le mai finire. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. La nonna in cosina che fa sulla dressa, la dice ciò tu si dimandemo a messa. Andemo sì, andemo no, andemo stasera a far filò. Bravo Iago, bravissimo, grazie, cosita sia, che spettacolo. Guarda che abbiamo cantato una donna lì, Sì, stiamo fin bei in altri con una Sì, donna buon. bella, Ecco, così. Principalmente Brutin. Misturiamo la bellezza qua. Gini Ah Chini, sì, che sono meglio. Buonasera Vania. Buonasera. Bene e te? Mi va bene. Ecco. Altri stiamo bene anche altri allora? Sì, noi stiamo Sì, bene, grazie a Noi Dio. siamo bene, bei. Oppa, desga capriccia. Ehi, Sempre guarda un qua, che mi. segava. Pensa che... Fo. Pensa che... Ma il termo Fo. che domande è un vai o che? Fo. Te che hai capito tutto, vero? Vania, allora, questa qua è la prima dama, la donna del sindaco, del prefetto, te si boff da cognome? Bof. Ecco, parla di boff, te che a mamma e papà vivi? Sol me mare, mio Ah, papà è morto. Ecco, E un per di anni bello. sì. Mi ha fatto pulito allora, te sai. Gli uomini che fanno mia pulito e altre femmine viuve. No, viuvo è Quante stato che lui. ne e quante che ne viuve? Jairo, calma. Calma che ha fatto, calma. Fa pulito, fa Ma pulito. qua a Montauri la storia è così, se chi ne 5 viuvi, chi ne 55 viuve. Viuve. Tu si de Nelle Dio. partute, no? Sono Qua a Montauri è così. Ma minima mattina sei va a consultarmi e fare un check-up. Dottor Paolo? Scomizio con colonoscopia. Femo fila. È meglio garantirne. Sì, già. Scomissiamo, guardare per tutti i busi che è rento parelli. Sì.
E adesso comincia a saltare fuori qualcosa per i busi. Là il problema, Marinho, Ma pensi è che vai a consultare perché ha paura che salti fuori qualcosa? Se te le come andare con auto vecchia da officina e ti catta fuori a mille difetti. Allora è meglio, guarda manco Parlando di auto vecchi che mandiamo un struccone a Ney Nardi là de Barreiros, da Bahia, le fratelli di Nestor, che è qua Nestor, e le meccanico. Ah sì? Il gaccia la radice del suo papà, che desde il 76 è meccanico, lui era meccanico qua, suo papà di Nestor e di Ney, meccanico, loro a Sute Barreiras da Bahia, e Nestor ha più di 100 auti restaurai. Gli auti vecchi, gli auti restaurai. Abbiamo organizzato qua la mega parlare, allora abbiamo assadito che per fare un lavoro ben fatto, perché è importante, Valtteri vede quelle bellissime macchine, ecco, per fare un lavoro ben fatto, da che ancora mi ha tanto tempo, domenica che viene resta il compromesso qua, di mettere su la live di domenica questi auti, di più di 100 auti, desde che anno 2001. Ho visto. Vania, contami, le persone le parla italiano di gusto? Gli piace persone qua di Montauri parlare italiano? Qua a Montauri sì, tipo quelle che non ti parliamo e che piace tanto anche di parlare italiano. Mi conta una cosa, tipo, d'esperienza mia, né? Sì. Che mi lavoro qua a terza età, le un 18 anni, fa 19 anni di ormai che mi lavoro qua a terza età, né? Ho cominciato in 2005 e loro fanno in conto sono ancora drio. Ormai mi attura people, vedete quindi io ormai, né? Ma se te fossi mia brava, te saresti mia più insieme. Ormai le ore anche a te di entrare da terza età, vuoi dire? Soccorri che mia collega tra me via anche. Ma te sei mia da meglio. Te sei mia da meglio. Contemo, vero Jairo? Sento cosa è la che ha fatto dei 6 e 7? Date a giocare a bola? Credo mia. Ancora sì. Mi ha toccato? Che tu visto? A terza età va a giocare anche a bola, che tu visto? Sta buono. Mettiti, Ma qui, sì, vai, sì, allora mi lavoro qua a terza età, e allora era una cosa così, che avanti si cominciare a lavorare qua a terza età, mi e il me sposo, se parlano poco italiano, ma allora quasi niente, ma i miei fioi, ho 4 fioi, uomini, e lui sapeva praticamente niente del italiano, perché a casa si avevano il costume di parlare italiano. Mio e mio uomo era solo brasiliano. Se volevano parlare chic, tipo te sei. Ecco, Sono brasiliano. Ecco. E i fioi venissero su che non sapeva quasi niente. E capia poco. E neanche noi parliamo. E con la convivenza con i nonetti da terza età, perché non andiamo a praie, tutti gli anni ci andiamo a praie, stiamo là 4, 5 di, passiamo una vita di signori, né? Che posto per altri 3. Pensiamo, sto anno pensiamo se vi portiamo trio, solo per contare un per di frottole delle E allora con convivenza con loro e giornate che stiamo insieme, i nostri passei, i nostri bailini e tal, abbiamo cominciato a parlare italiano perché loro parla tanto italiano. E allora abbiamo cominciato a parlare anche a casa. E i miei figli ancora parlano, non tanto, ma parlano anche loro, grazie a Dio. Maraviglia. Allora è una maniera anche di... Parlare italiano, vivi, italiano, e Dio. E adesso che viene il Piero, né? Tanto pochettino nasce il Piero. Che insegniamo italiano, perché noi abbiamo la nettina Joana, né? A parla italiano anche ella. Qualche cosetta, pochettina cosa, ma vai. Ma quel che si deve dire adesso serve di esempio per le persone che si casano. Ecco, mi dico sempre... E il portoghese, che abbiamo sempre tempo di impararlo. Vero? Sì o no? Ma l'italiano no. Ma ascolta, quando che ti vai con quelli della terza età, è lo vero che ti fai di umorista e che ti conti frottole? Loro che piace, è sempre le mesme perché mi dirò mai chi so più, perché non sono 20, 30, 40, ma mi devo contare sempre le mesme perché... Ma mi te passa un repertorio mio? Perché quel che mi conti alle becche è andato, poretto, perché l'ara mi pare. Le piade che mi le so de più da metà mi le go imparare come pare, perché cada volta che mi india la via a domenica, rivera al zia, vai ancora che non imparare, altre 2 per contate. Allora vai una, vediamo. Allora contiamo una. Era una che quando che mi va a terza età, lui quasi sempre mi dimanda per contarla. Allora dice che una volta che ne era una vecchia, non era neanche tanto vecchia, era meda età, diciamo che lei è meda età. Sì. Guarda, lei che la storia è cosita. Meda età 46 anni. È la cosita. Poco di più. No, di 50 in do, diciamo 50 in do che ha ancora un caldetto te sei. Sì. Cosita, se no la storia resta mia bella. Un brodettino. La cosita. Ancora che fiamme in PA. Ma le cosita, a femmina dice che a femmina la sera qua di Montauri e la storia la dice che la è veridica. Ma le cosita mi conto,
il santo, il milagro, ma conto il santo. Mi rivelo il santo, sol conto il miracolo. Sì, vai miracolo, E vai. tel final mi tocca parlare in portoghese, no a rima da mia certa, mia allora rima, resta mia bella. Non vuol dire, vai là. Allora dice che sta femmina la aveva un amante. La aveva un amante. Cioè, ma allora... E dice che ella aveva una combinazione con questo amante. Che quando l'uomo era a mia casa, per lui poter andare là, fare la visitina, ella aveva un corretto di un coniccio. E allora era il suo sinale, era il suo. Sciamariscono. Sì, ciao. E la c'aveva il corretto, lo metteva a finestra. E allora lui vede il corretto e sapeva che l'uomo era a mia casa e poteva andare a fare la visitina. Ma ascolta, lei era un mezzo di comunicazione. Era il suo sinale. Guardi, quando sei in colonia, la mamma quando era 15 per mesi a mettere una tovaia fuori. Ho visto? Non si vedeva la tovaia, ma non quando si arriva in colonia alle 7:30. Beh, che Dio guardare da finestra. Si vedeva la toaglia dalla finestra proprio. Vero? Te garanto me. Si veniva in colonia, se venisse una nuvola, signor, piovi che andiamo a casa, madonna. Proprio vero. E allora avanti. E allora ella metteva il coro del coniccio da finestra. Sì. E allora così era il suo combinà. Cada volta che l'uomo era a mia casa, la c'aveva il corretto, metteva da finestra, per lo poter andare. Cioè, ma allora un corretto di un coniccio bel, bianco e tal, metterlo da finestra, tiralo de volta, metterlo da finestra e tiralo rento e tal. E il sega sporcanca, ne Perché perché che gatto è sbottato. No, il sega sporcanca. sporcanca. Allora tocchi a lavarlo anche, ne perché c'ho. Sì, Sporco le tira brutte. e metti, Tira e metti. metti, rento fuori, ne? Se ha sporcato, con la vallone. Sì, Ciò era un dia, lo ganetta pulito, lava e tal. Mettesto insieme a finestra, c'è pare il sol che se sughesse, ne? Arriva a sera, ciò e la sega, neanche ricordati era Lorentone. E allora è l'ora del combinà. E il compare l'è andato, perché hai visto il corretto là, l'è andato. Tu sì, corretto è fuori. Arriva a sera, e là il suo uomo là, Dio chi se ne ha pulito e tal, ne? Finito mangiare e tal. Batte a porta. Quando batte sta porta, il ha fatto. Il coro. Me gosmente ga il coro, tira rento il coro. E adesso, signore. Signor E lui, il suo uomo, che l'ha guardata, che così te coi rece medie alte, e ha detto. È sconfiato. Si tu di aspettare calchidoni, sarà lo chiste ore, signor. E le ore de vegna e filò, ma proprio stasera mi qua stufo, straco, che avevamo lavorato tutta il dì, fatto pure i lavori, mica che sono qua morto de stufo, vedo ora andare a buttarmi e non andare a letto, sarà lo chiste ore vegna qua incomodami. E la che là era una bella di una bicciona, ne ben. Lisa, ma allora Lisa tipo il saon, tipo il saon, un giundiat, sai, ben Lisa. Un musun che passa azeite. Va, ancora neanche. Vai. Ha detto, non sta preoccuparti, uomo caro, che mi go la soluzione, mi go una simpatia, un versetto, ma te garanto a me che lui si arranca su. Poi da a me che mi dà un jeitino. È andata da rento a porta, si è incostata ben da rento a porta, ha detto, se for assombração, vira a cara e vai embora. Meu marido está em casa, eu esqueci o coro fora. E che l'altro trocche. Neanche guideo con resto dir due volte, no? Capiu. Ecco. Marinho anche ha una storia di qua di Montauri, Sì, ma questa qua è mia è una frottola, è una storia. Ah, sì, una storia. Mi qua non so se volete che voi conosceste la zia Catina e zio Grespino. Sì. La Catina. Catina? La che aveva nome Catarina, perché c'è mia Catina, lei è sorella della mamma. Rasera ella. E Grespino, che la mangia qua farina, era de Marco, vedete che non è de Marco qua. C'era di stare su qua, mi riviera la dritta. Pedigree. Sulla che era una casetta vecchia, piena di Zia i Marchetotti. Zia i Marchetotti. Lo risera di stare qua. E sapevi che una volta quando che Maridena Fiola, il pupà, che aveva l'abito di darghe del regalo, una corona. Sapevi che coronone là, quei gran grossi così, che aveva un 3 metri, tu che metti le drio del letto, ciodai su là, che coronone grosse. Sì. Allora qua di Montauri si è andato a Serafina un De Bastiani e un Rubini. E che Maridena Fiola era Rubini. Loro andati la Serafini che ha fatto sui suoi affari, che non era l'onibus, era lo chi che a volte che fa il push qua a Montauri, signor, mi ricordo prima, lei era un cara ben, non venga a casa. Cioè gli andati là che ha fatto sui suoi affari e io vengo a rodoviare, la rodoviare la becca in coi.
Ciao Rubini, il marito della Fiola desmenterà a comprare il regalo alla Fiola, la corona. Mi tocca tornare in Drio. Tornare in Drio a Mila per ora, l'onibus ormai Dio Sair. Vado tutto il bazar da Anair. Mi occorreria una corona, questo e quel, È vecchio o no? Mette sto rento la corona, ma mettiamo due, fai un paccotto di presente che marito, allora piantare in tutta una cassetta. Sai, una volta quando devi comprare camicie tipo cosita di gola, venire in tutta una cassetta. Che cassettine là finite cosita, quadrate. Che sia una cassa di camicie. Sì, la Nair non aveva altre imballaggi, renta corona là. Fa sul paccotto presente, c'è i Robini e De Bastiani. Chiappa la linea, viene, si ferma in due, del bar di Migliore. E là c'è che rido, do sei, do un, do due, tre, due chiama tre, do tre, quattro, e sta cassetta là insieme al balcone. La corona rento. Sì, un Crespino là, che il beve anche a lui. Cioè, dai, là che scriviamo, allora che è la cassetta là insieme? Che è la cassetta? C'ho Rubini qua, c'ha la cassetta, questa qua è mia, che dite. La cassetta qua, che dite, è un regalo per me, Fiola. Ma se valti in giù in che ne è 40, vi do la cassetta e anche la corona. Cioè, che l'altri due lame di turbinai e ripete la pregunta Rubini che dite guarda se in giù ne 40 che dite vi do la cassetta e anche la corona cioè io Crespino il cassetta e data un'altra sgorladetta che dite Dio fiada mai ste che non se peccan 40 No. Bon, ascolta bene, la Vania Ganantra è migo quella del nonno Piero per contare, ma dopo te avanti finire per inserrare. Adesso vi invito a vedere i video che abbiamo qua, vero José? Abbiamo video per mettere su qua, che si sta intervistando diverse persone e che ancora 3-4 video, è importante avanti di non altri finire la nostra live. Abbiamo la maestra Inés Garbin Piovesana che la parla sopra la scuola. Vai là. Io ho cominciato a scuola qua a Montauri, era una scuola vecchia lassù, onde che è a Praça qui. Una scoletta bianca e la professora era Namisia, a tia Olga maridata Corside Nardi, Olga Grazioli Nardi. E sono andata a scuola là. E dopo allora, di là un po' di anni, che venuto il collegio qua do, onde che è a casa che stia mia sorella Neila. Era là il collegio, gruppo staduale, allora là il mio gruppo staduale. E là allora aveva la professora a tia Nora, a tia Solange e a tia Olga. Solo che un fatto che mi ha marcato tanto, che era da prima serie e ho tirato il primo lugar per passare per la seconda. Ma dopo le ferie mi soldi a giocare che a mamma fa i mestieri, zia prima fa i mestieri, dopo andai a giocare. Andai a giocare in volta e mi ho pile desto. E quando sono voltata per entrare il secondo anno, a scuola ho cominciato come se aveva mia pile del bene. E allora la professora, che era tia Nora, donna di Plinio Nardi, la mi ha passata di volta. Per il primo, perché l'idea mia bene. Ma mi te ferie a me, diceva, fai mestieri, dopo andai a giocare a me, fai ma era mia di Gigil, tanto. Sempre di fare il tema. Prima cosa serve a casa a mangiare, il tema fai i mestieri, adesso fai il tema, dopo potrai saire. Sempre così è la diceva. E finale mi ha passato di volta. E ho fatto scuola, quasi tutte scolette qua interior. 10 anni sono stata nel municipio di Guaporé. E dopo, quando era il prefetto Sergio Massolini, ho fatto il concorso in Serafina, allora mi ha messo a scuola Genio Nardi, là dei Trilli dei Treni, dopo ho fatto scuola a San Pauletto e da là mi ha messo su di Caravaggio. E dopo che è venuto il municipio qua, allora è sempre stata, e ho sempre lezionato in qua e in là, quasi tutte mi ho passato in scuola. E l'ultimo anno do Nostra Signora de Grazia, Madonna de Grazia,
E allora là, dopo gli ha portato il nome della scuola, la scuola nuova qua, Scuola Borgia de Medeiros, perché la Nostra Signora da Sgrazia era fatta ancora il tempo di Guaporè. E onde che mi passava era tutte che scolette, brisolette, quei tollette traversate, azzurre, tutte pintate con paglia, mi ho passate tutte quelle. E lei era così, si toccava fare la merenda, fare la limpeza, cuidare del patio, tutta professore, fare parte scritturaria e prove, toccava fare scugno, mia professora Bernardetta, che delle cucchie, delle mesomo, fece le scugne dopo andare a Porè, mostrare. Di lì Nostra Signora da Fatima, da Trese, deino via di orsi, passate il mimeografo, perché non era, e dopo ancora toccava mostrare le Guaporè se era ben fatte. Allora era rigido, la se ti fai scuola, se ti prestai attenzione, ti sei brava, se no ti fai mia. E quando io di mandare il pai per andare a fare scuola, il mi ha detto, se lei può far pulito, andare, e se no che sento mia che venga una queixa di un paio qualche duni, perché gli ha detto, voi vedemi, voi mia mi vede chi de fama a famiglia, diceva, io cosa le sporcare il nome. E valorizziamo tanto i professori. Mio Dio, tanto i pai come gli alunni. E mi procurei a fare una riunione una volta al mese. Allora il padre Valentin veniva da 13, i primi anni là, rezare a messa, e allora i pai venivano a venire a messa e prima la scuola fai riunione col padre Valentin. E cada uno voleva sapere come era il suo figlio, ma mi sarà sempre stata ben rispettata da tutti. Mi aveva sempre a prima, seconda, terza, quarta. Dopo gli ultimi anni, allora era anche a quinta. E allora cominciava a venire il pre con i piccinini. E anche che ne aveva qua da Madonna e Grazia, l'ultimo anno che sono andata distante, che aveva una che era sorda e muda. E era per venire 2 volte a settimana, ma ella come che piaceva di me, se non di là tutti quieti, via, prum, urte a porta e veniva rento. Profe, la me feia così con idee e mi mai sapeva che voleva che avesse trabalini per ella fare. E un giorno sono andata dopo, che a mattina aveva il 147 mi prendete, l'ultimo anno. E sono andata su nel posto di salute vecchio, tirare il sangue per fare esame, se sei vecchio, cada tanto che andare il dottore. E allora ho dato a volta là davanti a casa parrocchiale, e il padre Luigi che aveva una pila di legna all'auto lentissima, spaccava il farol. E allora ella veniva là da scuola, e ha visto là avanti veniva a scuola che era sto farol spaccato, andata correndo a casa a chiamare suo padre, sua madre, veniva là a chiamare mia fea così, che andasse fuori, era che era stata qualche duni, da là spaccava il farol dell'auto, e invece era stata lì da su legna del padre Luigi. Ah, quante storie belle! Ah. Che avevano altre 2 nonne al punto lì per mettere su. Ecco, volevo dire che sabato che viene, vero Marino, a Serafina Correa, che è il lançamento della Festi Pizza, dopo andiamo a parlare meglio, che acontece nei giorni 7, 8, 14 e 15 di giugno. Però adesso sabato che viene da parte a Piazza San Marco a Serafina, del centro Serafina, del Calçadão de Serafina, la più grande pizza del Brasile. Credo che ne parlano altri anche d'infanzia per gli altri, no? Ecco, così. Ringraziare a Pet Flake do Brasil, ecco, a strutture metalliche da famiglia Balbinot, qua, no? Industrial Balbinot, che abbiamo Covati Climatizzazione, questi sono i nostri patrocinatori qua, e anche TR Investimentos, che sono HS Consorcios. Ma andiamo a vedere altri 2 nonne, metti su lì per vedere cosa che le mi conta, vai. Dovevo pensare qua a Montauri farsi municipio. E allora quel che le sta il primo prefetto Antonio Nardi, il mega chiama mi Inés, il mio omogeneo e Zenesio Trevisan. Dar San Domingo, torre il modello di ATA, come far per iniziare come, e dopo per mandare Porto Alegre. E allora io ho formato la commissione, di qua, e il presidente era Ennio Mefredel, che le sta dopo Antonio, allora le sta il primo prefetto e Ennio le sta il secondo.
E quel tempo là era anche quelli di Silva Giardini insieme. E dopo io capivo l'esto. E quando ero mai con mia cognata, lei da Nardia, che aveva finito di tracciare il mappa, toccava escluire fuori quelli di Silva e chiappare quelli di Guaporè. E qua a Montauri si è desligata una parte di Guaporè e era sotto Serafina. Quando è stata l'elezione del sì o no, questo municipio di Montauri, desligasse da Serafina Corea, e loro ha guadagnato, che sta 3-4 voti soldi no. E loro che sta una festa grande del salone parrocchiale antico, quel bianco che era grande. E ha chiamato fino a De fallecito a De Martofoli, e ha chiamato i suoi compagni di Passafondo, i suoi amici Svaldire e Carlo Magron. È stata una festa ben grande. E tanti fuochi che fa stelline, loro tutti andiamo fuori a guardare le stelline che era da festa di Montauri, di emancipazione. Tutti fa seri perché e sta pochi che io ho detto no, 3-4 soldi. Ma le mie sta facile perché come Silva Giardini non ha voluto entrare con altri. E Nanti toccava fare una parte da 12, che pertenceva a Guaporeca oltre là. E Nanti si pertenceva a Serafina. E allora quelli di Guaporè stai contenti perché qua a 12 era distante. E allora ha detto, ma che sorte che andava a Montauri. Un tocco che andava a Guaporè. E allora dopo catta fuori il prefetto, catta fuori il vice, e catta fuori tutti i veriadori. E mi sono stata l'unica donna che è andata di veriadora. Ho guadagnato e dopo sono stata presidente da Camera. E quando avevamo scomiciato, non si aveva niente, neanche una canetta. E la prefettura le sta in cima là del ginnasio, là in un cantonetto là, e si fa riunione là, era una saletta mezza grandetta, e carrega tutte mezze sparapai fuori, una mesetta là, e avevamo scomiciato. E poi siamo così, e siamo contenti, e dobbiamo andare ben avanti, e dobbiamo dare che sta correndo qui. Che spettacolo! Inês Garbin Piovesana parlando sull'emancipazione e a Teresinha Daltoé Toffoli che è stata prima vereadora qua di Montauri parlando sull'emancipazione. Un scioccaman all'ore 2! Eita là! Che spettacolo! Ma adesso andiamo a vedere la Teresinha Daltoé Toffoli e la Zilda Garbin parlando sulla terza età. Andiamo a vedere, metti su là. E dopo il nostro divertimento, al mio. Mi vota a terza idade, non quero né sapere. Ma mi da terza idade anche il club di me le 50 anni, perché completai le formai il club qua, né? Fatto su 3 casette, mia Nilse. Da ultima idea che fica pure sempre, perché far su 3 case per moradia del club di me. E a terza idade ho fatto neanche una perché è prefettura che ha fatto lì. Ma socia fondatora, questa quale è mia fondatora, no? Solo mia. So il club di Moiseo. Solo 3 io ne ancora il club fondatora. di Moiseo fui io e a Miriam do Bruno. Sì, tu che ha fondato. Ma io a terza idade fui io e a Lourdes Dochide e a Inês Grigianin, socia fondatora. Che ora dia 17 di giugno, questo 25 anni dopo. Da terza idade, né? La fondazione da terza idade. Che meraviglia, che bello ascoltare le nonne, che abbiamo fatto interviste lunghe, bellissime, sta fantastico stare insieme. Vuoi fare un ringraziamento speciale a tutti qua di Montauri, al sindaco e a tutti, che dopo devo parlare solo all'asfalto nuovo e tante altre cose, che abbiamo tanti assunti in cui. Ma vuoi fare un ringraziamento vero speciale, Marinho, il Bruttin e Josiel della nostra equipe, ai DP dei 50 cellulari intaccati con altri, con di più di 650?
Ecco, allora un sciocamà, quei che si casa con altri, Iago Verdi a gaite, acelera, bicho velho. Pellegrino che vien de Roma, pellegrino che vien de Roma, scarpero te fa male ai piedi, nina nina, nina nina, l'ulvarento de na locanda, l'ulvarento de na locanda, el dimanda per riposar, nina nina, nina nina, mi yogo solo una camerella, mi yogo solo una camerella, e se quella de me molier, nina nina, nina nina, se tu fossi un galantamo, se tu fossi un galantamo, te mettaria con me molier, nina nina, nina nina, galantamo già me pare, galantamo già me pare, galantamo sarà un cammino, nina nina, nina nina, metteremo una paietta in mezzo, metteremo una paietta in mezzo, e nessuno se toccherà, nina nina, nina nina, quando c'era la mezzanotte, quando c'era la mezzanotte, la paietta sega intorcia, nina nina, nina nina, quando c'era la mattina, quando c'era la mattina, la paietta in fondo ai piedi, nina nina, nina nina, brutto porco d'un pellegrino, brutto porco d'un pellegrino, mega tradito con me molier, nina nina, nina nina, no, no, non l'ago tradita, no, no, non l'ago tradita, mi ho fatto il mio dovere, nina nina, nina nina, Que personalidade, Iago, tu não é fraco não, que maravilha.
Pet Flake do Brasil, uma das maiores empresas do sul do país, em reciclagem de plásticos, transformando o que poluiria o meio ambiente em matéria-prima, gerando emprego e renda. Pet Flake é exemplo, então dê o teu exemplo também, colocando lixo no lixo para reciclar. Covat Climatização, venda, instalação, higienização e assistência técnica. Deixa tudo pronto na hora de construir seu prédio, sua casa, pavilhão, escritório. Antes, chame o Dirley Covat, mais uma bicho velho, truconaço, 9983-2643. TR Investimentos, representante da HS Consórcios, imóveis, reformas, veículos, motos, máquinas agrícolas, caminhões, qualquer investimento em veículos e imóveis. Eco 984-330711 de Serafina Correia da Via Gênova, próprio Gucita. Industrial Balbinot, estruturas metálicas, pavilhões completos e também implementos agrícolas. 3-319-1135. Giusto? Bem, no altri prima che abbiamo parlato sobre investir in Montauri e che anche se vaga de emprego, falta qualificação de mão de obra, é isso, né, prefeito? E aí nós gostaríamos que vocês assistissem conosco um vídeo do filho do vice-prefeito, né? O Peterson, che lavora te si crede, che ha fatto una belle parole sobre o jovem empreendedor. Vai lá, Peterson, metti su José. Beh, allora, mi come sono un più giovane e tal, di qua a Montauri, mi vedo che qua che non è tanto l'imprendidorismo che c'è, ma come che abbiamo detto, tanto della colonia come della città. Della colonia i papà e le mamme e tali vieni più vecchi, e che passa i suffioi per loro continuare per avanti, come ha detto la proprietà, e questa città anche, che tanta gente giovane che vuole mettersi una impresa, fare il suo negozio, mi vedo che le tanto dei nostri italiani, buona gente che ha detto che loro che piace tanto di andare avanti, di lavorare, nessuno che tinga la miseria, tutti la voglia di andare avanti, di mettersi su il suo lavoro per fare i suoi mestieri, sia di prodotti o di servizio, tanto di un mestiere come di quell'altro, che tanti giovani che chi mette sul suo lavoro, chi vuole andare avanti, vuole andare bene con questa, E allora qua in mezzo noi altri, l'italiano il zede per tutto, E tutti sanno allora che mi lavoro là si crede, innanzi là sempre parliamo italiano, quando che occorre, casa, col papà, la mamma, i nonni, parliamo italiano. Innanzi, come mi piace giocare le carte, abbiamo la nostra turma di giocare il quadriglio, sempre intanto che giochiamo il quadriglio si parla italiano, è un gioco che ti parla italiano, Allora l'italiano qua in mezzo della nostra città è una lingua parlata tanto quanto il portoghese, Ah, só bicho velho, Bravo, Cacildo. Va bem, Va bem, bicho velho, se muove fora bem, Laura si crede, parla bem italiano, ha parlato di giughi. Dopo bisogna che parliamo del filò a 17 anche, mi è vero. Prefeito, che belle parole, che spettacolo. E parlando di imprendedorismo, abbiamo l'asfalto quasi pronto di Montauria Serafina, che avanza questo, vero? Veramente è una opera che praticamente il municipio siamo di fare 35 anni, questo mese, e quella opera lì era aspettata praticamente quando si è creata, là in 88, 89, già parlei che non si conseguiu l'asfalto, là con il falecido prefeito Antonio Nardi, e enfim, è stato creato tanta aspettativa sobre aquela questão do asfalto, Mas toca dire così, aproveitar aquela ocasião qua, Marostica, e que deu assistir através da live, que não é minha só na conquista do nosso governo, de mim e o vice-prefeito Cassillo, nossa equipe, e na conquista che tutti i governi che sono stati da quel tempo di 89 até il momento tutti hanno provato a fare il meglio, e abbiamo la contentezza, diria così, che aver conquistato quella opera lì del nostro governo, ma il merito è di tutti i municipi, tutti che lavorano,
tutti che confiar, né? Então, nel momento dell'anniversario del nostro municipio, fare 35 anni, agradecer a todos que lutar, desde não só falando do asfalto, mas falando também da criação, quando antes era distrito ancora lá de Guaporé, depois fomos distrito de Serafina. Então, dir que l'emancipação que aconteceu lá em 88 e dopo cominciare la prima amministrazione in 89, è stata la meglio cosa che sta potendo acontecer. Non perché mi sono il sindaco da città, no, ma che noi saremmo anche qua stasera. Che noi i municipi, non solo Montauri, tutti, che se a criano saperia dire quanti in tutto il nostro Brasil, che la leva là di 88, quante cose buone che abbiamo conseguito. Che seria antes se não fosse criar o município? Quanta população, siamo in pochi ancora, né? Ma quanti meno non seria se non avessimo il municipio? Perché? Perché tutto acontece qua. Tutto acontece del posto, del paese, là onde che il prefeito, l'equipe sua sa cosa che vuole per attendere la comunità. Então, quel passo lì è di sua importanza. E l'asfalto tocca dare un agradecimento al governo del Stato del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, perché tanti che ha promesso, ma questo qua che ha promesso e che ha fatto. Mais E allora siamo di aspettare la data per inaugurare. Mi calcolei che era il mese anniversario per fare un bolo ben grande, né? Per un presente grande. Ma aspettiamo se for il mese che viene o até fin dell'anno. Va bene. Micato che verde con la strada adesso dell'asfalto, Natalia, ciappa il microfono lì, che avevamo la festa del 17, getto là qualche immagine lì del filò, getto qualcosa, no? E allora che c'è un filò tanto grande che acontece dentro sempre della commemorazione dell'anniversario del municipio, con magnar tipico italiano, con gruppi che cantano in italiano, che se le agroindustrie, che nell'asfalto, che nell'italiano, che nel CTG, che è la terza età, verde strade, per il turismo anche. Dà per pensare adesso, vero? Perché le persone, che piace mia di mettere auti la strada, di ciappar poeira, mia vera Natalia, se mia cosita? Cosita, sì. Sì, devo parlare allora di eventi che abbiamo fatto dentro dell'anniversario dei 35 anni del municipio, né? Abbiamo fatto la 25ª Senar Italiano, né? Jantar italiano lá da comunidade da linha 17, la San Piero, né? Allora è tradizionale, tutta la comunità partecipa, si impegna, li fa tutto loro, né? E serve a tutto il municipio e anche ad altri municipi. Allora è bello, tutti gli anni che ne hanno che viene certo che fa ancora, allora è rento da programmazione dell'anniversario del municipio. Che ne un'altra cosa che facciamo, che il Pecci ha parlato del quadriglio, che abbiamo fatto anche il terzo campionato di quadriglio. Oppa! E il terzo campionato di boccia cinquilio. E adesso sabato facciamo il secondo campionato di canastra, allora che ne gli uomini che giocano e che ne le donne che giocano. Dopo chi che guadagna dei uomini e donne e disputano tra loro. Che la Valonga ancora. La Valonga, spettacolo, no? Che programmazione bella, fantastica, no? Cosita, metti su la piccinina ghetto là, Ayara, quanti anni ha Ayara? 4. Andiamo a vedere cosa che la Ayara l'ha fatto insieme col nonno Neusir Ferro, vai là. Buonasera nonno, stato bene? Stavo bene te. Allora parliamo. Vogliamo parlare un po' in italiano? Sì. Ora ti dicimi i numeri fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. E allora adesso mi ti dimando. Una cantare. O che è arroz? Rosso. Arroz è ok in italiano. Riso. Foicinha. Roncone. Ovelha. Piega. Quando você tá em colônia, parqueira, canto, così.
Ecco! E con non le vea su. Che tu visto che spettacolo, che abbiamo ancora frottole, che è un'altra sonata, e qua avanti di finire, che abbiamo il nonno per ascoltarlo parlare sopra la chiesa. Metti su la Josiel e il nonno Piero, ecco. Contiamo di Montauri, della chiesa, che abbiamo cominciato a scavalcare la chiesa, là in cima era, che è stato fatto il scavo della chiesa, là tutto a piccaretta, piccone, mena via a terra qua, carriola, di anni, non che era mia macchina, quando che il scavo era pronto, poi ha fatto sulla canonica prima. Dopo allora noi abbiamo truccato il padre, che era il padre Rampi prima di tutto là. E da lì abbiamo truccato il padre e ha truccato anche il posto da chiesa. E allora fatta qua dondo che è adesso, la chiesa là. Allora che era becca tutti i mattoni là in cima là. E allora toccava in tutti a parrocchia, quante giornate che mettesto là. Paralido, Panatola, dove in fondo, che fa sua chiesa che ne è adesso là. L'era per essere stata via là, andando che ne è prefettura adesso, il posto. Ma in finale mi andai d'accordo, perché qui, che ha loggia là, era Inardi, che era Toni Sciotta, che aveva bodega, hotel. In finale gli ha pushato tutti per farla là. Che per l'ora quando è che a domenica mattina fuori di messa andiamo a comprarti a loggia là. Allora là, allora stia più distante se non si fa la via a chiesa, ma era meglio il posto la via da chiesa. Perché il padre, il fallecito padre Rampi, gli ha guardato e ha detto adesso è lì, un posto qua di fare una parrocchia, ha detto. Il posto meglio che ha detto sarebbe la via, l'anno che ne è a prefettura adesso. È stata fatta su cosita là. Quando avevamo imprimato la chiesa è stata una festa grande là. E il tempo là, perché è l'alto a chiesa, anche a me mettere da fondamenta là, perché si dia giornate così per niente a chiesa. E dopo quando è inaugurata è stata una festa grande, ma allora è l'alto, finché era dove non pareva mia che era fatica andare lassù. Ma adesso che sono vecchio mi tocca andare su a pianetto. Il tempo là, che era il pedrero là, che si alzava per la fivela da cintura. Era insieme al quarto, il gas briciador del quarto, e che era un ciotto che aveva la testa fuori. E lui gas briciava, con la panza in no, così che agacciato la fivela della cintura e si afferma là. E allora quegli altri compagni che erano là, io agacciato, se no veniva due intera, di che altura là, guarda che non viveva più. Che bella storia. Ecco, è il nonno. Bene, abbiamo tante cose che tocca saltare via qua. Renata, voleva che Josiele mettesse su ben desguelto lì. Il lanciamento del dizionario del italiano che siamo di andare a salti. Devo vedere un minutino, dopo parliamo, può essere? Metti su, Josi. Buonasera cari amici italiani e bravi telespettatori della live di Edgar Marostica. Mi sono Wilson Canzi, qua di Pinhazinho, e vengo stasera a invitare a tutti per il lanciamento del dizionario italiano-brasiliano, scritto per Loremi Lorejan Pencal, Juvenal Dal Castel e Wilson Canzi. Il lanciamento sarà il giorno 2 di giugno del 2023. Pertanto la settimana che viene, venerdì sera, alle 19 ore. Allora, non state smentegarvi. Riserve l'orario per accompagnare
il lançamento verso il YouTube. Valtri invece a parlare in dei gruppi di WhatsApp il link per accompagnare allora il lançamento del dizionario italiano brasiliano giorno 2 di giugno, venerdì che viene, va bene? Allora, come dice Marostica, non state smentegarvi e vi aspetteremo, Oh, e allora Renata, cosa te mi Allora, dici? il giorno 2 viene il lançamento del dizionario, il professor Juvenal e la Loremi, i nostri professori della scuola d'italiano, e anche il Wilson Canzi, e ha fatto un'altra versione del dizionario d'italiano più attualizzata, e ha tanto caro che tutti quanti varranno a live per loro vedere questo lançamento il giorno 2. Ecco, live allora del lançamento con queste personalità, questi capi del nostro italiano, le venerdì giorno 2 di giugno, alle 7 alla sera. Mi vi ringrazio di vero cuore e sindaco Vanti di dire ciao, avemo la Expo qua a Montauri quando? Bom, voleria fare un convite, né? Dizer Ecco. que recentemente abbiamo lanciato la Expo. Teve 2 edições que abbiamo fatto nel mese di maio. E adesso vogliamo fare il giorno 3, 4 e 5 di novembre. Né? Então, abbiamo fatto il lançamento, abbiamo fatto un pequeno movimento, né? Di convidare tutti per venire a vedere la nostra Expo Montauri, che certamente vai essere un grande imprendimento, né? Mesmo porque adesso che abbiamo l'asfalto che va fine divisa con Villa Maria dell'anno passato, 4 anni in Rio, perché in realtà a feira acontece cada 4 anni, né? Una volta cada 4 anni. E adesso con certeza che resta pronto il nostro ARS 447, né? Até Serafina. Allora è un motivo di pipa ficar per restare meglio la nostra feira, né? Enfim, ringraziarti te, Marostica, Marinho. Questa sera conheceste il popular Brutin e o pessoal que este assistir, que está acompanhando essa live através das redes sociais, os gaiteiros que aceitaram o convite para estar aqui essa noite, dentro das programações de 35 anos do município, né? Allora, sempre a gente diz que quando se faz na programação, na festa, enfim, tocca avere apoio di tanta gente, né? Então, questo corpo, noi abbiamo fatto la programmazione di 35 anni e abbiamo incluído qua a questão da live de valorizar a cultura italiana com o tuo trabalho, com o tuo esforço, né, Marostica? Pode contar sempre com o poder público, com os funcionários nossos, com o poder legislativo também. Ecco, grazie. Grazie Tose, grazie Renata, grazie a Natalia, grazie che si indegnai di partecipare, di chiamarmi, non di essere qua, credo che vi piacesto, qui casa anche perché ha dato un'audienza proprio grande, va bene? Allora, e complimenti per portare avanti il municipio di che maniera qua, va bene? Un shock a mano a questa gente qua, grazie. De Máquinas e Argor, juntos para sermos mais fortes, Vital Mag Aparelhos Terapêuticos, Viveiro Somacal de Farroupilha. Vorremmo ringraziare a Miriam Alimentos, a Cooper Latte, Aquafest, linha completa de higiene e limpeza, Vodka Raisca, né, com a vodka che fa, le meio caipirinha, abastecedora Cascanse Posto do Décio e anche a Solar Power Energia Solar, va bene? Questi sono i nostri patrocinatori, a Dilnet, Mig Plus, ração para tutte le bestie, H2O Postos Artesianos, Salumeria Tebaldi, Pian Alimentos e Viveiros Somacal de Farroupilha. Ma i patrocinatori di qua, di stasera, ma dopo parliamo meglio altre sere, a Pet Flake do Brasil, ecco, che trasforma
reciclados em matéria-prima, com VAT climatização que faz instalação da assistência técnica e tudo quanto, TR Investimentos e HS Consórcios de imóveis, veículos, de quel que ti te vuol, basta chamar, che loro viene farti una visita, o se no passa là a visitarli, là te via Genova Serafina Correa, e anche Industrial Balbinot, strutture metalliche, il sofforte, pavilhoni completi, desde il far come installare e capricciosi, conosce tutto, va bene? Cosita? Ecco, chiamarento la Vania, vieni Rento. Vania, vieni qua che ti tiro su. Le frottole, a saideira de frottole, dopo andiamo ai gaiteri che sono tutti insieme, avanti qua. Chi che conta la prima? A Vania, contila. Sì, conta. Vediamo. E E lo funziona intacca qua? così, questo qua. Sì, vai. Dai. Sì. Se non funziona, catemo che funziona. Vai, prova adesso. Adesso vai. Opa, che adesso sì, adesso è da grande. Sì. No, Sarà che dice che la a frotola le verità Vera, che acontece de sto? Montauri, anche la mia Zé de Montauri, la mia go imparata del nonno. Adesso mi conto, e adesso allora mi conto il miracolo, ma conto anche il santo adesso. Adesso posso parlare anche al santo. Vediamo. Anche il peccatore allora. Allora, sì, botta vediamo. peccadora anche. Allora, che storia qua che acontece con Juvencio Marafon. Chi che conosce Juvencio Marafon? Juvencio Marafon. Porre bene morto Juvencio Marafon, che il Signore lo tenga lassù. Sì. Che stai ben là. Allora, una volta Juvencio Marafon, lui che piaceva, de beve, sai che lui era quel traghetto tipo bruttino così, perché il megà di mandare a cacciasa 10 volte, perché Mentira, il megà di mandare a cacciasa 10 volte, perché. Era per Marigno, era per Marigno. Da colpa a me, da colpa a me. Siamo drio finire a live in pace, non stiamo brigare adesso. No, ma Marigno che mi mandai a me, mi pago il patto. Uno si para su che l'altro, visto? Vediamo, Ma vai. in finale, Juvencio il dia che vengo da niente, tá bom. Tá bom. Che piacere de beve. Un dia viene a Montauri e che passano 2 o 3 bodeghe. Una volta che era bodega de Beppi Sottili, dopo che era quella di Mior. Allora prima è andata da Beppi Sottili, dopo di Tio Olivo, dopo di Mior. E con la sua egua, che aveva una egua che lui a casa, pulito e tal. E ora di arrivare da 17, stia via 17 San Piero, ne? Distante che fa paura. E allora arriva via, che ben. Ciccia. Ben osco. Ciccia. Arriva la via che a bodega aperta anche la via da cappella, c'è di oltre la bodega. Chi che dice che lui passa via dritto, ma neanche pensare che lo Sarebbe un crimine. C'è un da Torrento là, besta un altro traghetto, 2, 3, per dare un'altra. Come che si dice un'altra? Saidera? Mettete il nive. Per non passare in bianco. Sì. Dato là, besta un pochettino, ora di imbarcare fa lo che. Ormai un po' di vide tante che la veste. E il gamon sta su sbagliare, in drio cultos. Maria Santissima. In drio culta egua. Dirà come dirà. Al contrario, ma solo che la egua accostumata andare da casa, lui è sempre con la sua egua accostumata a casa, e l'è andata a casa stessa. Sì. Allora, fatto che, so che quando che l'è andato a montare su, che l'è montato su il contrario, che si è cascato il cappello nuovo, lo che aveva appena comprato, ma lui si è neanche ricordo. Guarda ti. Sì, ma la egua lui casa, egua andata dritta a casa sua. Arriva a casa, c'ho sua femmina Juvencia, perché aveva nome Lourdes, ma non si conosce come Juvencia, porretta. Sì. Allora se c'è meno di Juvencia. E arriva a casa, c'ho Juvencia che ha detto, ma signor, ma Juvencio caro, ma ghetto fatto che perso il cappello nuovo, penna comprare. E lui la guardava che detto, va femmina bauca, una bauca, e lo che per perdere un cappello quando ho perso fino a testa da egua. E Valtri, ascolta mia, allora siamo andati mia a Natale a fare un'intervista là col nonno Piero e mi ha contato che una volta sono andati a una festa, capito? Andati a una festa e che n'era i sposi davanti. Allora che n'era la donna e l'uomo, cada un col suo cavallo. Una volta gli dava chilometri, cada un col suo cavallo. E sto moroso col suo cavallo. E statosa col selin. E il selin ha una sella differente per le donne. Allora le donne le va su, le 60 di banda. Il cavallo è così, da 60 di banda. E il selin è tipo un corno, che l'è fatto, credo che sia del legno, Del legno. Però ha coro intorno e ha tipo un veludo, no? Un tessido forte. E allora la donna la mette insieme alla gamba e il corno e resta qua cosita, ben insieme alla gamba, e allora le mette un scialle insieme. C'era qualche donna qua che si è andata a cavallo col selin,
Madonna, guarda lì, è giovane te sei, ecco. Ma allora il Dio che va tutto bene, tutto pulito, era una maraviglia. Là nella stianta il suo cavallo si spaura. Mi non so cosa che ha dato col cavallo, e il gas come si ha trarsi in qua in là, ma anticamente le donne dopare a cotole. Sì, vestiti lunghi e sotto non dopare a braghette. Mia nonna anche era così, mi ricordo di mia nonna anche così, senza niente sotto. Ecco, e allora là quando recebe. Ciò il cavallo cominciò a fare il matusel desta sposa, e che n'era de drio de loro diversi cavalieri, che anche a loro venivano stati persi. E sto moroso, o uomo che sia, le salta do desguelto per ciappare il cavallo. So che quando le datore il cavallo, e il cavallo ha fatto un salto in drio, e la tratta su del cavallo. Ma quando che la si è andata a trarsi do del cavallo, la gamba veniva sta persona del corno del selin, ma il vestito no? Sta piccando. Il vestito le sta inganciato. E la mia veniva fino in fondo, è stata pararia insieme del cavallo, piccata via per cotole, e cotole se veniste su insieme, e lui il moroso non sapeva cosa fare, con la mano teneva il cavallo e con l'altra col capello lo ha piantato davanti di sta morosa, ma il selin non si mola, le due mani le tiene, non sa cosa fare, com'è che va a tirare la morosa che l'altro qui ha visto i securisti là per aiutarlo, ma ciò con ste gambone bianche fuori, speculatone tutte fuori, per tirarla dove là, tu che ciapalla, levantarla su per sopra del corno, perché sennò, ecco, e allora lui, no, non sti toccarla, non sti muoverla, cioè, ma io la sì, tirami su, pensa alla situazione della donna, là, cioè, picando che ciapalla, tirarla su, spegnarla del corno là del selin, pensa che storia bella che mi ha contato il nonno. L'amor. Probabilmente diritto. Ma va bene, venimo. Mica di parlare della festa pizza. Un invito al sindaco e tutti qua di Montauri per il giorno 3, sabato di mesedì, che abbiamo il lanciamento ufficiale della festa pizza, con la pizza più grande del Brasile. La ha intorno a 7 metri di circonferenza. E che pizza per qui che vuol venire là a praça a prestigiare la nostra apertura, il lanciamento della festa pizza. Per venire la nostra che parlare del selin e tal, una volta che ti manda un sito vecchio, buono, che mi sono del tempo che le donne non le verde alle gambe neanche per imbarcarti il cavallo. Per quella del selin. Perché che vendete il selin? Per quella del selin, esattamente. Guarda qua, un minutino solo. No, da P. Da P che storà il prazo. 15 secondi? 20 secondi. Allora vai, vai. Ce n'era 3 comare. Allora, 2 ragazzi, andiamo a cattare la comare. Terza. La terza, perché se cattare la comare, una volta si giocava via. E che ne era sto Liborio, che era Dio descansare della sala buttadone. Dove arrivare rento in cucina e cominciare a contare. E da comare mi come tesoro una cioccata di uvi, 12 uvi, na sesto 11 pitin. Con la dita mi 15 uvi, na sesto 14 pitin. E nanta 13 uvi, comare, mi 13, tutti 13. E lui la rento, e la baruiera, te sei comare quella. E che dita, state su poco, mi con 2 uvi, con 17 pitini. Bon, a Vania ti ringraziamo i patrocinatori, la comunità di Montauri, i nostri intervistai che sono stati tanti simpatici, vero? La Natalia, la Renata, al sindaco Jairo e infatti a tutti un ringraziamento tutto quanto speciale. José Altienti, il nostro tecnico, vero? Guidè che abbiamo dimenticato di quella che fa massa adesso per noi. Sì, quella meglio di tutti. Meglio di tutti. Mi va a banda i suonatori e allora a tutti quanti un struconasso! Grazie anche a Valtteri, una maraviglia, mega piacere sto gran tanto. Iago ti tira la saideira. Ciao, salute!